l'istituzione di un sistema informatico, quindi una piattaforma digitale, che da un lato ci consenta di monitorare le prestazioni sociali erogate sul territorio regionale e dall'altro implementi i dati che ci possono aiutare nella costruzione di un quadro rispetto ai bisogni che dallo stesso territorio arrivano. A me sembra un'iniziativa utile, sia perché percorre quella strada, quella linea di indirizzo strategica che a livello anche europeo viene assegnata alle amministrazioni pubbliche, cioè di costruire strumenti che vadano in una direzione finalizzata alla digitalizzazione dei rapporti tra enti e tra istituzioni e cittadini. E poi perché affrontiamo un tema cruciale che oggi dobbiamo presidiare forse con maggiore attenzione di prima, il tema appunto del disagio, della fragilità, di come riusciamo come decisore pubblico a rispondere a delle necessità del territorio. Quest'idea però non ci viene esclusivamente in maniera autonoma, nasce appunto, lo diceva la correlatrice Scatto, su iniziativa o su spunto, su richiesta dello Stato, del Ministro del Lavoro, che nel 2017, dentro un intervento normativo che era finalizzato a rafforzare il coordinamento delle politiche sociali territoriali, ha costruito questo sistema informativo unitario, gestito appunto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'INPS, che rappresentasse una banca dati utile a livello nazionale per gestire i fondi importanti che il governo, che lo Stato stanzia per i diritti sociali e contemporaneamente anche ai fini statistici per avere un quadro, una lettura aggiornata del contesto. In realtà poi quel decreto era anche stimolato dalla introduzione che nel 2017 il governo del Partito Democratico fece in riferimento al reddito di inclusione. Cioè per la prima volta venne istituito in questo Paese un presidio sociale che noi avevamo pensato allora come un meccanismo di supporto economico totalmente gestito dagli enti locali, perché il presupposto era che l'ente locale, i servizi sociali dell'ente locale, l'unità principale che si può occupare delle persone in disagio, costruendo non un sistema assistenziale, ma un sistema ad hoc, tagliato su misura per le necessità di quella persona, che certo comprendesse anche l'erogazione di una prestazione economica, ma che appunto insieme al territorio e quindi agli enti locali consentisse di far uscire quella persona che in quel momento si trovava in una situazione di disagio per offrire delle opportunità di riscatto. Ecco perché nel decreto del 2017 questo strumento, che coinvolge anche le regioni, era in realtà finalizzato principalmente al dialogo tra governo e comuni o ATS, cioè i soggetti che, per come avevamo costruito il reddito di inclusione, erano gli interlocutori prioritari per questo tipo di politiche. E quindi si parte da quell'idea lì di sostegno al reddito e di aiuto alle fragilità e alle difficoltà. Oggi il quadro è cambiato, il reddito di inclusione non c'è più ed è stato sostituito dal reddito di cittadinanza, votato invece dal governo della Lega, però mi pare intelligente l'idea della Regione di utilizzare comunque questa necessità e di trasformarla in un'opportunità e quindi non utilizzare o non immaginare questa piattaforma soltanto come scambio di informazione per controllare ipotetici furbetti del reddito di cittadinanza, ma anche cogliere l'occasione per costruire una banca dati e poter esercitare azioni di monitoraggio su scala prettamente regionale, coinvolgendo tutti i soggetti che a diverso titolo, istituzionali o dell'associazionismo, intervengono o possono intervenire nella costruzione delle politiche sociali. E questo mi sembra utile soprattutto oggi, nel momento in cui la pandemia ha accresciuto le diseguaglianze e ne ha anche determinate di nuove, e quindi il presidio e il monitoraggio di ciò che accade a livello sociale è fondamentale, e soprattutto che a farlo siano le istituzioni, cioè recuperando un protagonismo di chi prova a comprendere e dunque a governare
i cambiamenti che sono in corso, cercando di orientarli appunto verso una crescita inclusiva. E per questo io credo che la conoscenza dei bisogni reali sia fondamentale. Il ricorso a strumenti digitali ci consente anche di garantire una tempestività nella lettura della realtà e ci può consentire, se costruiamo bene la piattaforma e la raccolta dati e gli indicatori di analisi, anche la possibilità di intercettare tutte le difficoltà e dunque non solo a quelle di natura economica e quindi del soggetto che si rivolge a un'istituzione perché non ha i soldi per arrivare a fine mese, ma penso alla dispersione scolastica, alla povertà scolastica, al disagio abitativo. Cioè, se questa piattaforma funzionerà come è nelle intenzioni, dovremmo riuscire a pianificare un'azione più complessiva delle politiche sociali. E a me convince, almeno per questo impianto, per questo approccio, che anche al tema del lavoro sia dato un ruolo cruciale in questa fase. Mi dispiace che non ci sia l'assessore che ha la delega al lavoro, vedo che c'è l'assessore alle politiche sociali, magari avrebbe avuto qualcosa da dire anche l'assessore al lavoro, perché il lavoro è un elemento cruciale per pensare alla povertà non come uno stato cronico, incontrovertibile, ma alla povertà come un momento contingente della fase della vita di una persona che può essere superato. E il lavoro, da questo punto di vista, è indubbiamente il fattore principale per attivare questi processi di emancipazione personale. Quindi diciamo tutto bene, no? Una roba che ci è utile fino a un certo punto, per due ordini di questioni, una di natura più politica e una di natura più tecnica. Questione di natura politica. Io ho cercato di spiegare perché mi convince l'impianto di digitalizzare delle banche dati per intervenire con prontezza con le politiche pubbliche. E però la banca dati, la piattaforma, sono strumenti che devono aiutare il decisore politico ad assumere delle decisioni, ma la piattaforma non decide al posto nostro. Allora, se io volessi davvero che questi dati fossero in grado di fare le cose che io penso dovrebbero fare, cioè aiutarci a intercettare le difficoltà e i disagi, anche quelli nuovi, costruire strumenti per contrastarli, dovremmo poter disporre di strumenti di pianificazione regionale a monte della raccolta dati, che poi possono essere implementati in base a quale fotografia questi dati ci restituiscono, ma dovrei avere degli strumenti, dei piani che mi consentano di calibrare e di leggere quei dati. Invece il piano regionale per la lotta alla povertà è scaduto, se può scadere, il 31/12 del 2020. I piani di zona, le schede sociosanitarie attendono ormai da mesi, quasi anni, una loro revisione e la disciplina sugli ATS è ferma al palo da anni. E cito non a caso gli ATS perché infatti la legge nazionale, il decreto nazionale del 2017 parla esattamente degli ATS come ente istituzionale che dal punto di vista anche organizzativo dovrebbe essere esattamente il luogo in cui maturano e vengono concordate e coprogettate le politiche sociali tra diversi livelli istituzionali e in particolar modo i comuni. Quindi noi rischiamo ancora una volta di avere tutto quello che ci serve per poter fare le cose, ma non avere una lettura organica, politica e sociale dei piani regionali, appunto, lotta alla povertà, piano sociosanitario, organizzazione istituzionale degli ATS, che ci consentano poi di essere realmente efficaci nel rispondere alla fotografia che la piattaforma ci farà delle nuove difficoltà, delle nuove povertà, delle necessità delle cittadine e dei cittadini di questa regione. Quindi questa è la prima considerazione di natura politica che mi sento di fare, chiedendo dunque un impegno diverso alla Regione
proprio sugli atti di pianificazione generale. E poi, dicevo, ci sono alcune questioni davvero rilevanti di natura tecnica che non mi consentono di capire di cosa stiamo parlando, perché la teoria l'ho capita, è la pratica, Assessore, che non ho capito come funziona, nel senso che il SILS esiste già. Cioè noi abbiamo detto che vogliamo fare una cosa fighissima, ma in realtà il SILS esiste già, è un percorso che inizia esattamente nel 2017, subito dopo che il governo aveva chiesto alle regioni di attivarsi in questa direzione. E a quel punto la Regione del Veneto cosa fa? Deve decidere come organizzare questa piattaforma digitale e decide, per una serie di valutazioni che posso anche condividere, ho anche spiegato perché le condivido, di affidare la realizzazione di questa piattaforma a Veneto Lavoro. Ma siccome ci sono delle leggi che regolano le modalità con cui le regioni possono assegnare dei lavori a soggetti terzi, ci si accorge che non si può assegnare così questo incarico a Veneto Lavoro, perché per farlo, attraverso un'assegnazione in-house, Veneto Lavoro dovrebbe essere iscritto all'elenco degli enti accreditati ai quali le regioni possono assegnare direttamente, in-house appunto, alcuni servizi. E allora dal 2017 arriviamo oggi, nel 2020, a fare la legge regionale, perché abbiamo dovuto aspettare che Veneto Lavoro si iscrivesse a quell'albo per potergliela assegnare direttamente. Ma siccome non potevamo aspettare, nel frattempo abbiamo fatto un accordo di collaborazione. Cioè, non so se è chiaro, la legge non ci consentiva di dare questa roba a Veneto Lavoro, ci siamo inventati un modo per poterla fare lo stesso, in attesa di potergliela assegnare ufficialmente e di fare dunque la legge. Ora, in diversi, a partire dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale, rispetto a questo tema, hanno segnalato una criticità. Veneto Lavoro si è iscritto all'elenco degli enti accreditati. 4 anni ci abbiamo perso, ma va bene. Gliel'avete assegnato per ragioni di natura strategica, valutazione di natura strategica, per le competenze che Veneto Lavoro ha, per le capacità anche organizzative che Veneto Lavoro ha. Perfetto. C'è un problema, che le assegnazioni ad enti in-house possono essere fatte direttamente, quindi senza andare in bando di gara, solo se dimostrate anche l'economicità di questa operazione. Cioè voi mi dovete spiegare, dovreste spiegare a me, alla Corte dei Conti, a chi controllerà, perché per fare questa assegnazione a Veneto Lavoro avete deciso di non rivolgervi al libero mercato. E allora voi dite, ma Veneto Lavoro ce la fa gratis, tant'è che la norma finanziaria di questo progetto di legge è praticamente gratis, dopo torno su quant'è, è praticamente gratis. E però, e questo lo dico perché sono cose che emergono dalle relazioni, ma non è scritto da nessuna parte negli atti ufficiali, però in realtà un po' di soldini la Regione del Veneto per fare questo SILS li ha spesi in realtà. E ne ha spesi parecchi, perché con la prima DGR, quella appunto del 2017, quella con la quale abbiamo fatto appunto l'accordo di collaborazione perché non potevamo assegnare direttamente a Veneto Lavoro la funzione, in cui si dice appunto iniziamo la progettazione di questa piattaforma, voi stanziate 500.000 euro, 100 per il personale per l'analisi funzionale, progettazione, monitoraggio e valutazione, 390 per lo sviluppo del software e 10.000 per spese di missione, per, se non ricordo male, un paio d'anni di convenzione. Poi questo accordo di collaborazione scade, viene prorogato un paio di volte direttamente dall'atto del dirigente e poi fate un'altra delibera di giunta con cui prorogate ulteriormente l'accordo di programma, sempre in attesa
che questo Veneto Lavoro si accreditasse all'elenco degli enti, altrimenti non potevamo fare la legge, e stanziate, se non ricordo male, altri 290.000 euro per implementare la progettazione della piattaforma. Per i costi di gestione mi pare ci fosse anche scritto. Quindi voi arrivate in aula con una legge dove di fatto ci dite che questa piattaforma non costa niente e, almeno in teoria, guardando solo le 2 delibere di giunta che ho trovato, io vedo che almeno quasi 800.000 euro, 500 prima e 290 dopo, li avete spesi per fare questa piattaforma fighissima, che certo serve a fornire i dati al Ministero, ma serve per fare quel monitoraggio di cui parlavamo prima. È sbagliato? No. Ce lo potete dire gentilmente? Sarebbe doveroso che nella relazione almeno del progetto di legge ci fosse scritto che per fare questa cosa fighissima intanto abbiamo già speso 800.000 euro. 800.000 euro del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, che non sono 800.000 euro tirati fuori dalla Regione del Veneto. Sono 800.000 euro che la Regione del Veneto, surrettiziamente, senza essere autorizzata dal Consiglio, senza averlo comunicato al Consiglio, ha utilizzato per implementare la piattaforma. Cioè soldi che lo Stato dà alla Regione per erogare prestazioni sociali. Legittimo, Ce lo dovete dire però, perché non è scritto nella relazione. Che anziché essere erogati per prestazioni sociali, sono erogati per fare questa piattaforma fighissima. Ma la cosa che a me sembra, e per cui davvero vi consiglio di fare una valutazione approfondita, come ho già detto la farà sicuramente la Corte dei Conti, se per 5 anni abbiamo speso o abbiamo impegnato, perché poi la cosa curiosa è che Veneto Lavoro non ha i bilanci pubblici. Amministrazione trasparente, l'unico bilancio che esiste pubblicato sul sito di Veneto Lavoro è quello del 2020. Quelli precedenti non sono pubblicati. Amministrazione trasparente. Se questi 800.000 euro sono serviti in buongiorno, assessora, mi fa piacere che sia venuta, parlavamo appunto anche di lei. Sono stata avvisata dal collega. Il collega Speranzone è sempre attento, vede, ma mi fa piacere che ci sia. Dicevo, se io ho speso 800.000 euro per costruire la piattaforma e, se non ricordo male, nelle delibere di giunta si dice circa 100.000 euro l'anno per i costi di gestione, come è fisiologico che sia, come possiamo pensare, e lo dice l'articolo 2 della legge, che da qua in futuro questa piattaforma come costi di gestione ordinaria non ci costi niente? Anzi, ci costa 10.000 euro. Questo avete messo perché gli uffici della prima commissione bilancio si sono impuntati e hanno detto: guardate, a costo zero non ci crede nessuno, neanche appunto la Corte dei Conti. 10.000 euro che serviranno soltanto a pagare le trasferte del personale di Veneto Lavoro, che andrà a spiegare ai comuni e agli ATS, quando mai ci saranno, come funziona la piattaforma. Ecco perché quando anche si condivide una scelta, un impianto, un'idea, un progetto, una scommessa, come è quella di cui stiamo parlando, le cose si possono fare bene o si possono fare meno bene, diciamo così, in maniera più trasparente o in maniera meno trasparente. Quindi io, e vado a concludere, vorrei capire, perché è la mia funzione che me lo chiede, quanto costa, quanto è costata, quanto ci costerà la gestione e da dove prenderemo le risorse. Dai capitoli di Veneto Lavoro, che già è oberato di attività? Continueremo a prenderli dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali in quella percentuale inferiore all'1% che può essere dedicata ai costi di gestione? Dal Fondo Spese Straordinarie, come fate in questa legge? Ecco. Io penso, e vado a concludere, che un principio positivo può essere, ripeto, declinato in diversi modi. Dispiace che abbiate già deciso tutto sul sito.
Vado a concludere, Presidente. Sul sito di Veneto Lavoro e della Regione del Veneto, a maggio 2019 avete annunciato l'apertura di SILS. Arrivati in aula, avendo già deciso tutto, solo perché la legge vi impone l'obbligo di fare una legge che vi autorizzi a fare questa operazione, e non ci dite niente. È impensabile che per una legge fatta da 2 articoli ci sia così carenza di informazioni. Grazie collega.